escono di casa, hanno una vita di sociale molto attiva, e questi sono i soggetti che nel momento in cui si inseriscono nell'ospedale creano maggior pericolo. Difatti noi abbiamo visto che i soggetti maggiormente, nella percentuale delle persone che lavorano all'interno dell'azienda ospedaliera, sono stati gli specializzandi che ci hanno messo in difficoltà, perché i specializzandi nel momento in cui erano in ospedale dovevano seguire tutte le misure di barriera, erano estremamente precisi e monitorati, però nel momento in cui si trovavano nelle sale dedicate a loro per mangiare un panino assieme, per usare il computer al di fuori dell'area ospedaliera, questi comunque hanno trovato dei momenti di contatto e di comunione, e questo ha consentito la trasmissione del virus, perché abbiamo avuto 22 specializzanti che sono diventati positivi, ma non perché sono diventati positivi perché c'era il paziente che ha trasmesso l'infezione, ma proprio nei momenti di socializzazione al di fuori dell'area assistenziale. Perché noi adesso contiamo circa 140 positivi sugli 8.000 dipendenti, e i 140 solamente 16 sono quelli che, tra virgolette, facendo l'indagine epidemiologica, sono venuti a contatto con il paziente positivo e quindi possono essere diventati positivi. Questo per cosa dire? Non tanto perché siamo stati bravi, ma perché gli operatori hanno percepito l'importanza di usare tutte queste misure di barriera, ma anche per dimostrare che queste misure di barriera sono efficaci. Quindi per quelle situazioni in cui non si può fare il tampone, perché noi abbiamo avuto la fortuna di avere la disponibilità della nostra microbiologia e poter effettuare questo tipo di indagine,